con il terrore che ci accada come quella volta a Sommacampagna, caro Vittorio Scotti, Speriamo di no. perché cosa accadde quella volta? Lo raccontiamo? Che accade che venne giù un bel nubifragio e siamo stati costretti a interrompere la manifestazione per Che spostarla. ella mi disse, ma vieni con calma, non c'è problema. Esatto. Mi ha detto, ma devo correre. No, fra un'ora siamo ancora lì. Cioè, e io cosa ho visto di Horseball? Non è riuscito a vedere niente di Oswald, purtroppo non è riuscito a vedere. Pare che abbiano liberato lo spazio alle nostre spalle. Facciamo un attimo spazio, chiedo scusa. È vuoto. E questo depone. A nostro favore. Dipone a nostro favore perché significa che inizieranno a entrare i pony per il riscaldamento con i ragazzi, inizieremo a posizionare tutti gli esercizi di Horseball Club e Horseball che verranno svolti in questa dimostrazione per far vedere al pubblico questo tipo di disciplina, questa crescita dei ragazzi in questa disciplina e lo sviluppo dell'equilibrio in sella, il modo di relazionarsi con il cavallo e Noi tutto. ci diamo appuntamento fra un quarto d'ora sperando che qui sia pieno. Sperando che- Diversamente è l'ultima volta che vedete Vittorio Scotti. Lo dico alla sua famiglia, non preoccupatevi, se non lo vedete più è perché per la seconda volta non saremo riusciti a vedere i cavalli. E in questo caso la sua dipartita sarà imminente. Perfetto. Grazie mille Vittorio. Allora dopo va a controllare. Vai, Esatto, vai. vado a controllare. E intanto vi porto invece su questa immagine che presenta quello che andremo a raccontare con questa commissione di teatro equestre della Fise Veneto. E questo appuntamento che adesso andiamo a raccontare, se Alessandro mi dà una mano, fa sì che abbiamo intorno al nostro studio, chiamiamolo così, al nostro set qui di Fise Veneto, abbiamo tanta gente. Perché? Credo che sia un pubblico interessato alla tribù di Apache, non lo so, di quale tribù di indiani abbiamo i nostri piedi. Potrebbe essere Apache, Navajo, Cheyenne, andremo a chiederglielo. Chiedo alla regia se ce li fa vedere, perché sono inquietanti, sono davvero inquietanti, si vedono, perfetto, allora io posso entrare, io uomo bianco vorrei attraversare questo, lei mi lascia passare, grazie mille, sono un po' preoccupato, grazie, posso fidarmi a passare? Tu dici che posso fidarmi? No, fermi tranquilli, no, è che, ripeto, non vorrei, sembrano delle, non è guerra, no, posso passare? Mi fido. Ma chi è che li ha dipinti così? Lei? No. Lui? Ma lei lo conosce quello di prima con i capelli lunghi sul cavallo? Ho una vaga idea. Lo conosce? Sì, Che sì. tipo è? No, visto che se mi può raccontare un po' che personaggio è. Allora, quello so che si chiama Rudy Bellini, Si chiama Rudy Bellini? Ma che tipo di persona è? è un folle, Ah, è un folle? sì, con delle Sì, idee dall'immagine stravaganti. effettivamente c'è il sospetto. Però Certo. non mi sarei mai io non conoscendo non potevo permettermi, lei che lo conosce. Sì, Se sì, poi sì, la querela sono affari suoi. certo, certo. Lei si pre- Rimaniamo in casa. Io mi dissocio delle sue affermazioni. Ok. Lei si prende la responsabilità di quello che dice, sia chiaro, perché noi ci dissociamo da questa sua attribuzione di follia a Rudy Bellini. Lei si associa alla definizione? Devo, Deve. perché se no sono in pericolo. Ah, cioè quindi lei non teme la querela di Rudy Bellini, ma teme che lui possa arrabbiarsi se lei si dissocia dalla Temo sua Rudy opinione. Bellini, sì, sì. Ah, temi Rudy. Allora, e invece allora, non li ha dipinti lei? Chi li ha dipinti? Si sono dipinti loro. Chi ha dato queste indicazioni inquietanti? La più piccola, secondo me. Sei tu? No, aspetta, fermala, ha detto che lei. Beh, scusate, vediamo se è vero. Cioè. Allora, ma è vero che queste pitture di guerra le hai pensate tu? Sì, Perché? Quanti anni hai? 8. E ti chiami? Maria Sole. Perché in nero così? Perché il nero è il colore più cattivo. fra tutti. Per quello mi preoccupo, perché non ho capito, cioè, perché il colore cattivo? Cioè, tu vuoi uccidere Bellini? Lo fate a fette dopo? Lo mettete in un pentolone e lo cucinate? No, Mettete un bel sedano dentro, 2 carotine, una patata, finché bolle bene? no. Perché qual è il motivo di questo trucco? Per assomigliare di più ai pony? Tu sei un pony? No! Tu assomigli a un pony? Tu assomigli a un pony?
e poi basta. Sogni un pony e poi basta. Vabbè. Tu sogni un pony? No. Non ci capisco niente, ma però mi arrendo. Non voglio. Allora, questa cosa di cui andiamo a parlare, devo dire, me la presentò molto tempo fa il nostro prezzemolo vagante. E quindi le cedo la parola per spiegare come nasce questa iniziativa davvero singolare. Presentata, ricordiamo, la serata degli Oscar, e io spero poi fra l'altro che in regia abbiano le immagini di quella serata per fare vedere cosa succede. Sì Fabio, se hai buona memoria, la prima volta ne parlammo ancora a febbraio, durante il convegno dei tecnici. Abbiamo allora lanciato Di Padova, se non in ricordo. provincia di Padova, sì. Ne parlammo allora perché abbiamo lanciato questa idea di creare una commissione per il teatro equestre, perché la disciplina dell'equitazione include all'interno un contenuto artistico di elevatissimi contenuti, però c'era bisogno di razionalizzarla, di farla rientrare all'interno di un mondo federale che garantisse determinate caratteristiche, determinati standard per la tutela del cavallo, per il benessere, per la tipologia dell'addestramento, e tutto questo, diciamo, rientra nell'attività di questa commissione che è nata sotto l'egida FISE a febbraio. Da febbraio alla serata degli Oscar abbiamo inserito nomi e cognomi delle persone che sono i responsabili per la nostra regione di questa attività così innovativa. Chiedo scusa, guarda il monitor, ti dice qualcosa? Mi dice qualcosa, sì Fabio? No, siccome lei non è competente, chiederei a lui. Lei chi sbuca lo conosce? Sì, quello sarei io. È sempre quello del manifesto? Sempre quello, sì. Quello un po' folle? Esatto. E quella invece lei la conosce? La conosco, sì. Che tipo è? No, beh, è un po' gnocca, ma a parte questo Diciamo che anche lei non scherza. non scherza, quanto No. follia. No. Allora, qui eravamo appunto, ricordiamo dove, Nicoletta? Eravamo alla serata degli Oscar a Vicenza. Qui questa cosa ha debuttato in quella circostanza, dico Ha bene? debuttato con questa, diciamo, performance a sorpresa che ha lasciato tutti veramente stupiti, emozionati, profondamente emozionati. Ecco, una cosa che allora chiedo, avete capito chiaramente chi c'è sopra, i cavalli, chi sono i nostri ospiti. Il cavallo come è guidato? Allora, in questo caso è un lavoro con le redini alla cintura. Di conseguenza è solo questione di peso e di gambe per poter guidare il cavallo. Permette chiaramente di avere la parte superiore del corpo completamente libera, braccia, da poter interpretare e lavorare in qualcosa in cui creiamo arte, creiamo uno spettacolo. Questo progetto, per quanto vi riguarda, come è nato? Allora, questo spettacolo, abbiamo dovuto creare una coreografia che fosse adeguata agli spazi. Chiedevo, come è nata l'idea di fare questo tipo di lavoro col cavallo? Voi come avete cominciato con i cavalli? Da che cosa? Ognuno di noi ha un po' la sua storia. Lei? Io. Allora, diciamo che i cavalli fanno parte di me da quando sono nata e mi sono dedicata all'insegnamento dell'equitazione per i ragazzi, sposando un progetto più sportivo e agonistico. Quindi, in quale disciplina? Del Pony Games. Pony Games. Per quanto ti riguarda invece? L'approccio al cavallo cosa è stato? Dove è stato? Ma fin da bambino ho sempre avuto, diciamo, la possibilità di avere i cavalli molto a stretto contatto. Li avevo a casa, il nonno aveva questa passione e me l'ha tramandata. Dopodiché, crescendo, il cavallo non si è mai allontanato da me e ho unito col tempo due discipline, diciamo, di sport che già facevo. Il cavallo, la mia passione, e la danza, il mondo dello spettacolo in altro contesto. Ho unito un po' queste due cose per poter creare del teatro a cavallo. Allora credo che sia innegabile che abbiamo visto, magari vedremo qualche altra immagine, qualcosa di un'incredibile eleganza. Prima che sia fosse l'aggettivo il sostantivo che si adatta meglio. Abbiamo un protagonista dell'eleganza,
anche se in questo caso parliamo di abbigliamento. Che effetto, lei l'aveva già viste queste immagini? Sì, ho avuto la fortuna di essere ospite Ecco, ce le in racconti occasione da di quella spettatore serata. quella serata. Da Lei come l'ha vista? spettatore- Ma rivediamo le immagini e ce la racconta da spettatore. Da spettatore, lo stavo dicendo prima a Rudy, ho vissuto un'esperienza particolare, nel senso che ho visto dei cavalli vivere in maniera estremamente armoniosa una situazione che generalmente è di stress, è di grande difficoltà. Erano in mezzo alle persone, erano in mezzo a moltissime persone, a moltissime luci, per cui a tutti quegli stimoli che si tendono ad evitare legati ai cavalli. E loro riuscivano a danzare con i cavalli in un'armonia che era a dir poco magica. Sinceramente, aveva mai visto, se ve lo chiedo mai alla regia, se possiamo rivedere qualche immagine, ma le possiamo rivedere perché sono talmente rare, credo, che se possiamo rivederle forse ne vale la pena. Aveva mai visto niente di simile? Assolutamente no. Tu prima avevi mai visto niente di simile? Prima di loro avevi mai visto niente di simile? Prima di loro due. No, mai visto. E adesso, in questo senso, qual è salutiamo anche il nostro amico Martuccelli che presentò quella serata. In questo senso, qual è il progetto da qui in avanti? Per quanto riguarda il Teatro Equestre, di cui ripetiamo, c'è una commissione federale adesso istituita apposta. Da qui in avanti, Fabio, il progetto è, diciamo, da un punto di vista burocratico, è rendere istituzionale una disciplina, ed è un percorso piuttosto complesso che richiede formulare un regolamento, formulare dei requisiti. Abbiamo già iniziato a impostare una bozza e poi seguirà questa bozza la formalizzazione, quindi è tutta una cosa burocratica che richiede delibere del Consiglio regionale, per poi le delibere del Consiglio nazionale e via di seguito. Quindi la parte burocratica però è anche la parte più noiosa, e all'interno di questo team questo ruolo spetta alla sottoscritta, che come vedi purtroppo per il resto poca competenza ha. Si sposa con lei. Poca competenza. L'elegante si sposa con lei. E invece poi la cosa bella, di cui io ho l'onore veramente di essere all'interno del comitato la referente, è in mano a questi due artisti che ci guideranno proprio nella realizzazione del progetto. Loro due sono gli artisti, messi in sella, vogliamo spiegare loro chi sono invece? Loro sono gli artisti in erba. Sono i bambini della scuola di teatro equestre, diciamo sono Dove si trova questa scuola? lo zoccolo duro della scuola. Che si trova dove? Così possiamo Allora, dare un riferimento per uno che scopre questo mondo magari oggi. Allora, io e Rudy apparteniamo a due circoli differenti e collaboriamo. Un circolo ippico è a Cimadolmo, in provincia di Treviso. Io abito di fianco. Benissimo, Io abito a Testa di Vassola. vieni a trovarmi Ma non ci allora. posso credere, ma non ci posso credere, ma ci mancherebbe altro, vengo sì a vedere cosa fanno. Il circolo invece di Rudy è a Volpago del Montello. Noi siamo a Volpago del Montello. Quindi siamo sulla collina, insomma. Esatto, proprio in cima alla collina, sì. Vogliamo dire i nomi dei due circoli? Scuola di equitazione L'Isola. E la Free Horses. Ma in questo senso credo, forse avrete notato, se torniamo sul totale, che sono vestiti in maniera omogenea. Allora io vorrei chiedere al nostro gigante, che si chiama? Maria Sole. Maria Sole, potresti alzarti in piedi un secondo? Ecco, guarda me, sposta i capelli, no, quelli dietro, sposta la coda dietro. Ecco, perché facciamo vedere cosa indossano Nicoletta. Sì, questo fa parte proprio dell'aspetto artistico, vedi, noi un linguaggio che utilizziamo per comunicare con gli altri è tramite l'abbigliamento. L'abbigliamento fa parte proprio di un linguaggio di comunicazione. Scusa, possiamo vedere la schiena di Maria Sole? Perché c'è proprio c'è il marchio di fabbrica della Fise Veneto. Teatro Equestre Rudy Bellini e la commissione di cui è referente. Quindi complimenti, bellissimo. Grazie mille Maria Sole. Tra l'altro, parlando di Fise Veneto, ce l'ha sulla schiena anche lei o sbaglio? Qualcosa sulla schiena prego, anch'io, perché sì. se no poi il poverino si lamenta. Accontentavi perché come modello non sono un granché, fa del suo meglio. Non ho. No, però in questo caso una giacca. Lei conosce il produttore? Vagamente sì, lo conosco, è una persona estremamente in gamba, estremamente capace, tanto da essere sponsor di un comitato proprio altrettanto addirittura, capace. proprio lei dice lo incensa così senza... Assolutamente sì, assolutamente sì.
ma senza proprio nessun dubbio. Proprio, nessuna remora, nel proprio... modo più assoluto. Anche perché diversamente non potrei essere sponsor di un comitato come il Comitato Veneto, che è un'eccellenza, fatemelo complimenti, dire. devo dire anche, scherzo a parte, per i vostri prodotti, le vostre manifatture, ma a questo punto su quello che fa lui, no, dica qualcosa a lei, però poverino, altrimenti non può dirsi tutto da solo. Mi dica lei del... Sì, noi con Luca abbiamo iniziato un percorso assieme l'anno scorso. Devo dire, ci siamo conosciuti qui in fiera, perché l'anno Lui ha scorso... vestito una squadra che abbiamo avuto qui. Sì, esatto. Che L'anno lui scorso Luca... non poteva esserci quel giorno. Che Luca è poliedrico. Luca aveva realizzato lo stand Fise Veneto benissimo. Quella ma poi ci siamo appunto conosciuti, apprezzati e iniziato un percorso insieme. Lui poi ha iniziato una sponsorizzazione, tra cui la realizzazione di divise. Nel talk show di venerdì avevamo qui la squadra dell'Endurance vestita con l'abbigliamento di Luca, e quindi lui ha vestito anche i nostri ufficiali di gara, e mi auguro che per il futuro si possa vestire anche la commissione teatro equestre, quindi ne colgo l'occasione per lanciare. Fabio, bisogna cogliere tutte le opportunità. Vi anticipo il nostro maestro per dire che sì, accadrà perché ho avuto il piacere di firmare il nuovo contratto per il 2020 con Fise Veneto. È un comitato che io amo, che ho appunto conosciuto qui un anno fa, quando ho realizzato l'attività di comunicazione per la Fise Centrale, per cui ho vestito il padiglione 5, e li ho apprezzati per la capacità che hanno di lavorare davvero per lo sport. Posso dire, non solo per lo sport in senso stretto, perché ripeto, domani abbiamo aggiunto un programma, un ultimo talk show alle 2 in cui parleremo ci siamo già confrontati, di bellissime iniziative fatte a Vicenza, a Padova, a Verona, a Treviso, per aiutare con i cavalli i bambini che vengono affidati dai tribunali per i minorenni alle case famiglie e le persone lungodegenti per malattie oncologiche. Quindi ci sono cose che vanno davvero al di là dello sport, e ripeto che fanno più onore di una medaglia olimpica, io credo, perché quando penso a una persona che combatte contro il cancro, che riesce a stare meglio perché la Fise gli fa incontrare un cavallo, credo che i risultati sportivi, senza nulla togliere ai grandi campioni, vengano dopo, perché la vita, la sofferenza e il dolore si trasformano, anche se per un po', in un sollievo, in un sorriso, e domani alle 2 ne parleremo. Credo che vada al di là di ogni appuntamento sportivo. Assolutamente sì, condivido. Per questo sono anche coinvolto in un progetto legato ai nostri Paralimpici. Bellissima un progetto cosa, che mi regala la possibilità di vivere delle emozioni strepitose. A tutti loro auguro un bellissimo percorso, perché la commissione del teatro equestre è qualcosa di magico. Voi fate un po' la differenza, siete poco omologati e avete sicuramente una bellissima opportunità. Credo la viviate, da quello che vedo nei vostri occhi, come un sogno. Vi auguro che sia tale e vi auguro di viverlo al meglio. E allora, per chiudere, vogliamo ricordare, abbiamo fatto vedere uno spettacolo fatto per Fise Veneto, ma dove, come, quando chi ci dovesse seguire potrà riuscire a vedervi dal vivo e di persone, non attraverso comunque la mediazione dello schermo come succede adesso. Certo, noi siamo presenti in varie manifestazioni. La prossima, c'è qualche data che può dirci, qualche luogo? Al momento no, non c'è nulla di definitivo, ma per è sapere sempre eventualmente aggiornato dove nei c'è un nostri sito, social. c'è un... Certo, la pagina Facebook di Rudy Bellini, e poi abbiamo eventi Fise. Ricordiamo che parteciperete alla cerimonia di premiazione dei prossimi vero. campionati dressage e salto ostacoli con... vedi che... sì, con una... È folle. Proprio, mi si Il distrae calendario così. non è una delle sue competenze. Perché lei invece? E io sono la parte vediamo razionale. come se la cava. No, ma appena detto lo Nicoletta. ripeto, vediamo se è preparata. Prossimo... Luogo, orario, posto, giorno, data. Ora mi sta chiedendo troppo. Domenica prossima, cerimonia di premiazione, sarà voglio dire, domenica prossima. Dallo spettacolo del Teatro Equestre. Ricordiamo dove sarà? Casale sul Sile, Circolo Ippico del Cristallo, premiazione del campionato regionale dressage. E allora io ringrazio i nostri ospiti. Questo è l'ultimo appuntamento di questa sera, ma ritorniamo, non finisce qua, perché intanto c'è l'Horseball nell'arena dove prima si stavano preparando.
Io saluto davvero e ringrazio questi nostri amici e prima dell'Horseball però ancora un passaggio, Roberta, a te la linea. Sentire Alessandro, cosa ci racconta di questa disciplina che ancora non è moltissimo conosciuta? No, stiamo facendo appunto questa promozione di una nuova variante della disciplina che è l'arena polo, quindi il polo sulla sabbia, che è quindi applicabile in qualsiasi centro di equitazione che ha un campo in sabbia o un maneggio coperto. C'è questa variante che prevede di giocare 2 contro 2 o 3 contro 3 a seconda delle dimensioni del campo e con un cavallo solo, quindi questo permette di limitare molto i costi e anche le complicazioni dell'organizzazione. Abbiamo iniziato con questo progetto con i pony, già da maggio scorso abbiamo iniziato in Campania, e nelle Marche, in Umbria e adesso nel Veneto. Questo progetto prevede degli stage di formazione polo pony che coinvolgono bambini e tecnici del ludico, dove stiamo dimostrando loro quello che possono fare, quali sono le potenzialità, come possono introdurre la disciplina all'interno dei loro centri e soprattutto stiamo formando sia allievi che tecnici. I bambini hanno un'età da rispettare per poter iniziare o già dai 4 anni come per le solite altre discipline del mondo equestre? Come tutte le altre discipline del ludico che riguardano i pony, è chiaro che bambini troppo piccoli forse la stecca non riescono ancora a tenerla, però dai 6 anni in su sicuramente tranquillamente possono cimentarsi. Questi ragazzini qui sono allievi veneti che per la prima volta hanno preso la stecca in mano oggi. Noi non sappiamo moltissimo, infatti con questa stecca ci puoi velocemente ragguagliare su cosa dovrebbero fare. Loro adesso si stanno allenando a colpire la palla, adesso non sono all'inizio, quindi non faremo una partita, ma già in altre occasioni dopo solo una ripresa o 2 sono stati in grado di giocare. Addirittura Campania, Umbria e nelle Marche dopo 3 mesi di stage e di formazione sono riusciti a partecipare alle Poniadi, quindi alle Poniadi per la prima volta quest'anno abbiamo avuto 5 squadre di polo pony, che è una novità. Domani proseguirà questa attività all'interno del padiglione 5 e in che orari? No, oggi finisce, lo stage era composto da 2 giornate, abbiamo fatto ieri e oggi, è un format messo insieme dal Dipartimento Polo e Dipartimento Formazione che prevede tra l'altro ai tecnici del ludico che partecipano di ottenere dopo 5 di questi stage ottenere un'abilitazione polo pony. Grazie Alessandro, invitiamo tutti quanti allora ad avvicinarsi anche a quest'altra disciplina del mondo equestre, Federazione Italiana Sport Equestri. Grazie a te Fabio, la linea. Vittorio Scotti, non parente di Jerry, e mi dice lui, purtroppo nemmeno Del Riso Scotti. è andata male. È andata male. È andato negli scotti sbagliati. Si è garantito la sopravvivenza perché alle nostre spalle Alle nostre spalle stanno eseguendo degli esercizi di Horseball che concerne, adesso ci sono stati degli esercizi di squadra in cui palleggiavano tra 4 componenti della squadra, si passavano la palla. Passeremo poi a dei gesti individuali in cui dovranno tenere delle traiettorie con dei passaggi obbligati tra i birilli, per passare poi a un ramassage che consiste nella raccolta della palla a terra e per finire ramassage e passaggio e tiro a canestro. Quindi abbiamo tutta un'evoluzione che porterà poi in un secondo tempo a un gioco di squadra, classica pallacanestro a cavallo, in cui ci sarà il gesto individuale che sarà il ramassaggio e il tiro a canestro e il gioco di squadra in cui i ragazzi dovranno con delle strategie cercare di andare a canestro. Ecco, oggi l'Horseball in Veneto dove si può praticare? L'Horseball in Veneto ci sono già 2 centri ippici che lo praticano, uno è il centro ippico il Melograno a Bussolengo in provincia di Verona e Siamo 2 passi qui da dove siamo adesso. l'altro centro che è sempre nella provincia di Verona a Buttapietra e le Queste Antime dove c'è la Giuliana Basaglia. Com'è l'approccio, come sta funzionando l'approccio dell'equitazione con il gioco? Perché forse qui io dico sempre che noi maschietti, mentre le ragazze smettono di giocare molto presto, noi a 50 anni ci danno un pallone e giochiamo.
Ed è così, è oggettivo. Allora, l'approccio dello sport, dell'equitazione con il gioco, come sta funzionando? Ma un bellissimo approccio, soprattutto per i ragazzi, dove questo è uno sport dove ci sono pochi ragazzi, perché più che altro è uno sport individuale quello dell'equitazione. Qui parliamo invece di un gioco di squadra con il pallone, in cui c'è questo sviluppo dell'equilibrio a cavallo, della presa di fiducia verso il proprio cavallo, perché a un certo momento bisogna rilasciare le redini e giocare con il pallone senza le redini, mantenendo delle traiettorie e un equilibrio in sella. Nella passione, facendo che lo sport, la disciplina è 100, quanto è il cavallo e quanto è la palla? Sii sincero. Ma allora, il cavallo è un elemento importantissimo. No, d'accordo, ma ripeto, le componenti, dividiamo un 100 tra cavallo e palla, come passione. Quanto è cavallo e quanto è palla? Penso che un 80 sia cavallo, un 20 è palla. Prevale il cavallo. Prevale il cavallo, sì, perché comunque ci deve essere una passione verso il cavallo. Ecco, intanto vediamo che stanno facendo, ci spostiamo, forse riusciamo a farli vedere, chiedo se Alessandro dici, stanno appunto facendo degli esercizi di passaggio in maniera che prendono una direzione, un equilibrio e iniziano a passarsi la palla a un'andatura molto bassa per passare per un'andatura superiore. E devo dire che è anche bello vedere che c'è parecchia gente attorno. Sì, esatto, perché si rendono partecipi di questo sport, perché comunque anche per i ragazzi è una socializzazione con gli animali e tra di loro. Grazie mille Scotti, grazie per essersi fatto coinvolgere. Questa volta siamo riusciti a farci perdonare anche dal pubblico e siamo riusciti almeno a fare vedere qualcosa. Io ringrazio davvero tutto lo staff che ha collaborato a queste dirette in questi 3 giorni, Ride TV, tutti quanti gli amici di Visevento, ma non finisce qua perché appunto come abbiamo catturato Vittorio, ma l'abbiamo fatto adesso senza fare uno spazio a parte perché c'era questa occasione che a quest'ora alle 17 di sabato c'era proprio questa esibizione alle spalle, quindi era bello farlo e averli qua proprio dietro di noi mentre ne parlavamo. Domani parliamo di una cosa molto delicata, parliamo di questi progetti che ci sono per aiutare con i cavalli persone di età molto diverse, con grandi problemi, grandi difficoltà. Gli dedichiamo uno spazio che sarà quello conclusivo di questo nostro Tour de Force. Speriamo di avervi fatto compagnia, di avervi fatto scoprire mondi nuovi come questo appunto dell'horseball, in modo che possiate anche pensare come il teatro equestre a nuove possibilità nel vostro rapportarvi con i cavalli. E c'è una frase che proprio gli ospiti che verranno domani mi hanno suggerito, che mi è piaciuta molto quando ci siamo parlati per fissare l'appuntamento, che è quella tra uomo e cavallo, e con la quale voglio salutarvi, del camminare insieme.